Ciao, sono Emma, sono un'alunna della scuola secondaria di primo grado Cosmo a Vittorio Veneto. Questo parcheggio è quello in cui arrivo ogni mattina. Bisogna però fare ancora qualche passo per entrare a scuola. Ecco Mattia che arriva dal parcheggio della palestra. Ci sono altri due ampi parcheggi, una della scuola elementare e l'altro della farmacia comunale. Ecco, la mia classe è già in fila, distanziata dalle altre per motivi di sicurezza. Adesso entrerete con me in classe, ma mi raccomando, prima igienizzatevi le mani. Qui ci troviamo nell'atrio della scuola. È facile incontrare gli altri, ma anche essere tenuti ben sotto controllo dagli insegnanti. Da qui si vede tutta la scuola. Ora non mi resta che entrare in classe. Ciao! Ciao, mi chiamo Giacomo e questa è la mia classe. Quest'anno dobbiamo stare ben distanziati, ma nel cambio dell'ora c'è sempre tempo per fare due chiacchiere. Vi racconto come si svolge la nostra giornata. Ad ogni ora si cambia l'insegnante e la materia, perciò non ci si annoia mai. C'è da studiare, ma nei primi giorni impari ad organizzarti e arriverai a scuola ben preparato. E poi gli insegnanti sono molto disponibili ad aiutarti. Che materie facciamo? Beh, quelle della scuola primaria, con qualche nuova materia come tecnologia, in cui fai anche disegno tecnico, educazione fisica, sempre 2 ore a settimana in palestra, ma meglio ancora in pista e in piscina. C'è anche una nuova lingua, che potrai scegliere te tra tedesco, francese e spagnolo. Guten Tag, Kinder. Bonjour à tous. Buenos días, chicos. Anche la musica si fa in modo molto interessante. Si possono suonare vari strumenti. Sappiate inoltre che potrete scegliere tra l'orario a settimana lunga, dal lunedì al sabato fino alle 13, o quello a settimana corta, fino alle 14, ma il sabato si sta a casa. Per chi vuole poi c'è la possibilità di mangiare in mensa e di svolgere i compiti pomeridiani al doposcuola, che si tiene all'interno della scuola stessa. Sbriciamo un po' cosa stanno facendo nelle aule. Ecco, qui stanno facendo l'ora di arte e immagine. Guardate che bei disegni! Qui invece stanno utilizzando i tablet per fare una ricerca. Ciao, sono Anna. Nella mia scuola si fanno molte attività extrascolastiche e ogni anno potrei sceglierne alcune. Vengono organizzati dei tornei sportivi. Quelli più attesi sono quelli che si fanno a fine anno e vedono scontrarsi le classi terze. Un ricordo che rimane sempre indelebile è quello del viaggio di istruzione che si fa in terza media. Insieme alla propria classe si andranno a visitare dei luoghi o delle città molto importanti. O anche il progetto Neve, 3 giorni per andare a sciare insieme ai propri compagni di classe. Altri corsi molto utili sono quelli ambientali, della lingua, oppure quelli che ci aiutano ad affrontare la vita da adolescenti. Un corso che vi consiglio assolutamente è quello di teatro. Pensate che con l'aiuto di insegnanti preparati siamo riusciti a mettere in scena degli spettacoli tratti dall'Odissea, dalla Divina Commedia, dai Promessi Sposi e molto altro. Alcuni nostri compagni hanno anche fatto dei video, guardate! Ciao, sono Mattia. In questa scuola hanno un posto speciale le attività legate alla musica. Se ti piace l'idea di iniziare a suonare uno strumento musicale, puoi fare la prova attitudinale, che si svolge ogni anno a gennaio. Potrai così iniziare a fare corsi individuali di chitarra, violino, pianoforte o clarinetto, che si svolgono al pomeriggio. Ogni anno salutiamo il Natale con un concerto dell'orchestra e del coro della nostra scuola. Insomma, avrai capito, caro amico, che la Cosmo è una scuola che ti offre tante opportunità di crescere e di imparare, ma anche di divertirti e di farti tanti nuovi amici. È una scuola cosmica.